Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare un aggiornamento pazzesco che riguarda la panchina del nostro amato Napoli. Una notizia clamorosa rilanciata anche da noti esperti di calciomercato come Nicolò Schira e Alfredo Pedulla sui propri account social. Quindi rimanete fino alla fine per non perdervi tutti gli aggiornamenti sul nostro Napoli. Prima di iniziare brevemente vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche e come sapete da un paio di giorni sono attivi gli abbonamenti. Potete abbonarvi per supportare il nostro lavoro e il nostro canale. Detto questo iniziamo signori. Come sapete il mercato di gennaio ha privato il nostro Napoli di un giocatore stratosferico come Kvaratskhelia, rimpiazzato poi in extremis dall'arrivo di Noah Okafor dal Milan. Conte non ha apprezzato questa cosa e lo ha fatto sapere chiaramente ad De Laurentiis, che sta cercando in un certo senso di ricucire tra virgolette il rapporto con il tecnico salentino, che ad oggi risulta ai minimi storici. Manna è già al lavoro per quanto riguarda il calciomercato per garantire ad Antonio Conte rinforzi importanti in vista della prossima stagione, perché se è vero che siamo solo a marzo, il calciomercato non dorme mai e dopo aver quasi chiuso il colpo Zegrova, come vi abbiamo anticipato in un paio di video passati, Antonio Conte sembra comunque restio ad accettare comunque a rimanere sulla panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Antonio Conte vorrebbe assolutamente provare a vincere lo scudetto già da questa stagione e da quello che abbiamo potuto raccogliere dalle nostre fonti, qualora riuscisse a fare questo miracolo, perché di miracolo signori si tratterebbe, perché comunque è obiettivo dire che il Napoli non ha la rosa delle altre big italiane. Ecco che Antonio Conte potrebbe lasciare la panchina del Napoli per andare ad approdare magari su un'altra big della Serie A come la Juventus, dove Thiago Motta traballa, o anche lo stesso Milan, dove Conceição è praticamente in uscita. Ma allora il Napoli su chi andrebbe? Il Napoli ovviamente sta già sondando diversi nomi, perché non si vuole far assolutamente cogliere impreparato, e lo stesso De Laurentiis non vorrebbe trattenere sulla panchina un allenatore che in realtà non ci vorrebbe stare, ok? Sarebbe un paradosso. Ed ecco quindi che un nome è uscito nelle ultime ore, un nome molto ma molto interessante, un nome di un allenatore italiano, ovvero di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Stefano Pioli. In questo momento Stefano Pioli allena in Arabia, ex Milan, ha vinto praticamente uno scudetto super meritato, bisogna dirlo, con il Milan, no? Qualche anno fa, ed sarebbe considerato un allenatore perfetto per il nostro Napoli, soprattutto perché è in grado di rilanciare un progetto, di farlo ripartire da zero, ed è considerato un allenatore oltre dotato di una grandissima esperienza italiana, un allenatore che con lo spogliatoio riesce a legare moltissimo e quindi rafforzerebbe il gruppo dopo un'eventuale uscita clamorosa di un personaggio comunque importante come Antonio Conte, soprattutto dal lato del carisma. Quindi signori, Stefano Pioli, nome in orbita a Napoli. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, chi preferite tra Conte e Pioli, e se eventualmente secondo voi Stefano Pioli potrebbe essere il nome giusto per guidare il Napoli la prossima stagione. Ci vediamo domani, grazie per essere stati con noi.